quella che volevo sempre tu, quella che ho avuto tra le mani, solo resti di te. Quella da sognare, sempre tu, una poesia, un mare da ammirare e da tenere stretto a sé, un pensiero che non va più via. Voglio pensare quando stivi con me, abbracciato dentro letto, stretto fino a dormire. Ma sento a te e non sai perché mi tremano sti mani quando penso ancora a te, quando penso a te. Senta così sola, ma perché sente sti paure che non vanno via, ma parlano sti pensieri quando stivi con me, abbracciato dentro dietro, stretto fino a dormire. Non sento a te e non sai perché mi tremano sti mani quando penso ancora a te, quando penso a te. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento del martedì sera qui su TLA. Questa sera eccezionalmente è iniziata la trasmissione con un quarto d'ora di ritardo, ma siamo qui, siamo su TLA. Un abbraccio a tutti gli amici di TLA, a tutti coloro che seguono affezionatamente la trasmissione. E questa sera, come sempre, io non posso far altro che iniziare la trasmissione presentando un grande personaggio, come sempre un grande amico mio, Gabriele Blair. Buonasera, buonasera a tutti. Questa volta qui, buonasera a tutti i telespettatori. Si dice sempre grande personaggio, ho detto guarda io mi sento giovane anche da minorenne anziano, togliamo le sedie perché rimaniamo all'impiedi, questo a dimostrazione che siamo baldi giovani. Scherziamo ovviamente perché poi l'età è età, quindi comunque si va avanti. Volevo ricordarvi che abbiamo iniziato con 15 minuti di ritardo, la famiglia di Re di Napoli è sempre qui pronta a farvi ascoltare la vera musica, non solo napoletana, ma abbiamo un po' di tutto, sì, da un repertorio italiano, da un repertorio anni 80, un repertorio classico verace napoletano, sì, e non solo. Adesso però ricordiamo che c'è anche una postilla per quanto riguarda internet. Di che stiamo parlando?
Sì, questa sera ci sarà una bella novità a avere, perché abbiamo, eccola qua, è stata inquadrata appunto la schermata dal PC, che questa sera praticamente tutti coloro che vogliono intervenire con un messaggio possono farlo tramite la chat con il contatto Redi Napoli. Quindi intervenite, così interagiamo con i vostri interventi tramite chat, quindi. E poi non chiedete a me di chattare, perché praticamente io l'ho sempre detto, sono un asino della telematica. Negato, se tu qui mi dici vicino a me, guarda, sta volando l'elefante lì nel computer, è probabile che io ti creda. Però adesso ricordiamo anche per quanto riguarda in che modo collegarsi con l'agenzia Redi Napoli, laddove ogni desiderio può diventare realtà, quindi ogni artista che vi venisse in mente, uno qualsiasi, partendo da Alfio, gli altri che vedete qui, a finire anche a Sofia Loren, volendo anche Gina Lollobrigida, arriviamo anche lì, praticamente può rivolgersi con fiducia all'agenzia Redi Napoli digitando cosa e quali sono i numeri. Allora, tramite i numeri 08 23 80 94 87 o tramite cellulare 338 75 92 214, oppure rivolgersi tramite internet contattando l'agenzia Redi Napoli, appunto tramite il profilo Redi Napoli. Adesso diciamo anche l'orario, che sono le 9:20-22, quindi siamo categoricamente in diretta. Questa sera ci stanno guardando un po' di persone, perché molte persone, ecco, anche se io non sono un amante della telematica, però comunque mi mandano dei messaggi. Sì. Abbiamo anche un docente alla comunicazione e al marketing che da Roma adesso è nuovamente un po' qui a Napoli, il dottor Giulio Di Pietro, che volevo fargli anche gli auguri perché gli è nato un bebè, quindi di pochi giorni, ed è insieme alla sua compagna, che è una regista cinematografica, Maria Grasso, che è lì a discutere anche di un copione insieme a un giovanissimo attore, Francesco Pisano, che ci stanno guardando, e può darsi che, vedendo qui qualche giovane artista, la dottoressa Grasso decida anche di scegliere qualcuno degli artisti che sono qui questa sera. Una cosa importante. Allora. Ma adesso, detto questo, passiamo immediatamente al prossimo ospite. Sì. Allora, il prossimo ospite l'abbiamo già visto qui, appartenente alla famiglia di Redi Napoli, lui si chiama Nino Nori, che accogliamo con un applauso. Adesso, Alfio, bisogna ricercare il microfono. Buonasera, un attimino che arriva il microfono. Allora, mentre io lo microfono, pare che manchi anche il microfono audio, questo è anche il bello della diretta, sì, perché iniziando anche 15 minuti in ritardo, però abbiamo dimenticato di un fattore. Sì, tutti magari gli artisti sono come la Carrà, ma anche i tecnici DLA, che sono dei numeri uno, hanno bisogno del nostro e del vostro applauso per portarci il microfono e farvi così cantare. Un applauso ai tecnici che devo dire sono bravissimi. Un ringraziamento va anche alla signora Baneo, titolare appunto del gruppo di TLA. Allora, Nino Nori, abbiamo parlato sempre del tuo CD guardando lì in telecamera, altrimenti se guardi me dicono perché sta guardando lui, noi ci conosciamo, quindi guardando lì in telecamera. Diciamo qual è il titolo del tuo CD. Lontana a te. Allora, Lontana a te, che come noi diciamo sempre sono anche esperienze di vita vissuta, vero? Qualcuna che si è allontanato, tu ti sei allontanato, però guardando lì in telecamera. No, ci siamo allontanati entrambi. Vabbè, questa, come si suol dire a Napoli, è una piccola pezza a colori, ne discuteremo dopo. Ma il brano che ci farai ascoltare questa sera qual è? Lontana a te. Lontana a te, ma non da me, dalla telecamera sei lontano. Allora, il brano che ci farai ascoltare questa sera qual è? Eccoli la telecamera. Lontana a te. Allora, noi con testo e musica di Gianni Rosano e arrangiamenti Sandro Sgambati. Benissimo, allora noi ti diamo il microfono per cantare, è sempre qui a TLR di Napoli, lontana a te, ma non certo da voi pubblico, abbiamo Nino Nori. Già passato un anno vita mia, che questo cuore mio te pensa ancora, non si rassegna mai per questo amore, cerco soltanto e solamente a te, ma tu lontano stai, non puoi sapere.
nostalgia senza te, o tempo pure passa e se ne va. Io ancora mi cagagna a t'aspettare, fammi con me è difficile a capire, non posso realizzare sto sogno mio, se tu mi stai con una denunzia mia, non voglio mai accettare sta realtà, volesse che mi stesse insieme a me, qualche montana te come Samona, e i vostri camerati non mi scorda, quando tremavo in mastri a te, resta solo una vuota dentro a me, perché non vivo più lontana da te. Quando messaggi mi scriveva tu, ti voglio bene non te lascio più, indispensabile sei tu per me, inseparabilmente sei e te, questa è una storia che non può finire, almeno dammi forza e non soffrire, non mi fa male di la verità, se questa strada che mi ha già pigliato, fammi con me è difficile a capire, non posso realizzare sto sogno mio, se tu mi stai con una denunzia mia, non voglio mai accettare sta realtà, volesse che mi stesse insieme a me, qualche montana te come Samona, e i vostri camerati non mi scorda, quando tremavo in mastri a te, resta solo una vuota dentro a me, perché non vivo più lontana da te. Dino, rieccoci qui in diretta. Allora, vogliamo salutare... Sì. Sì, scusami tu. Abbiamo Facebook, Figurati. abbiamo tutto. Prego. Una figuraccia in streaming. Si dice streaming, vero? Una figuraccia in streaming, perché qui vogliono prendere il mio posto. Vabbè, è vero che starò invecchiando, ma secondo te sono tanto anziano da non poter fare il presentatore? No, questo meno mai. male. Si è ripreso, Ok. si è ripreso, Questo meno mai. male. Ti è andata bene, ti è andata Ok. bene. Allora, noi abbiamo parlato di Nino Nori, dove possono trovare questo tuo CD? Tramite il mio contatto Facebook Guardando in online telecamera. e contattatevi, sarà mandato tramite online il mio lavoro discografico. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato qui Io con noi ringrazio questa sempre voi sera. che mi avete invitate e con piacere vengo in questa splendida famiglia di E PLA. certo, è la famiglia Grazie di a te, Nino. Re di Napoli e noi abbiamo avuto Nino Nori. Allora, Gabriele, ricordiamo che coloro che ci stanno seguendo da casa possono intervenire Come tramite... fanno? Sì, come fanno ad intervenire? Intervengono tramite la chat di Re di Napoli, quindi contattateci tramite il profilo Re di Napoli, anche se non avete l'amicizia potete contattarci tramite la chat privata, quindi i messaggi arrivano lo stesso. Quindi si può fare, Sì, si può fare quindi lo fai stesso. conto che Non- parli con me, c'è qualche altro asinello come me lì, quindi devi andare lì, chattare con la Sì, tastiera. digitare Re di Napoli Sì. e mandare un messaggio in posta privata. E vediamo insomma Sì. questo messaggio come arriva. Io mi auguro che arrivi anche qualche messaggio da parte del dottor Di Pietro e della dottoressa Grassi, la nostra regista che ci sta guardando. Vedremo se eventualmente hanno il PC acceso e ci mandano un messaggio. Allora, proseguiamo immediatamente con i prossimi ospiti. Abbiamo detto che noi sprazziamo un po' ovunque, dal verace napoletano carnale che poi vedremo a un napoletano più modernizzato. Adesso andiamo ai mitici anni '80.
All'epoca c'era proprio la musica detta spaziale, perché così si faceva nelle case discografiche, veramente c'erano degli effetti scenici con pochi mezzi e riuscivano a dare qualcosa che lasciavano un'impronta e dopo 20 anni ancora viva. Ecco, Di chi stiamo parlando? Degli Spatial Vox. Allora, venite qui, gli Spatial Vox, eccoli qui. Spatial Vox, c'è il microfono, attenzione a non farvi male, mi raccomando, perché loro sono minorenni, altrimenti poi il papà ci bacchetta a distanza. Pensate, 17 anni e mezzo e 15 anni, quindi voglio dire, giovanissimi. Abbiamo un po' tanti giovani talenti che sta seguendo anche il pubblico da casa. Allora, abbiamo parlato musica anni 80, che cosa intendiamo per musica anni 80? Quella di chi e quali furono i maggiori successi di questi artisti? Allora, la musica anni 80, è inutile dirlo, ha delle sonorizzazioni particolarmente emozionanti che, come appena tu citato, lasciano un'impronta che è ancora viva attualmente. Noi appunto proponiamo le cover di questo gruppo che ha scritto la storia della disco dance all'epoca, i Modern Talking. Questa sera canteremo una loro cover. Momento, sentiamo il titolo, se no quello è più piccolo, dopo chi lo mantiene. Il titolo è a sorpresa, perché siccome è una canzone che negli anni 80 ha spopolato tantissimo, pensare che le persone negli anni 80 compravano un apposito impianto nelle auto per ascoltare queste canzoni, quindi questa canzone, il titolo è a sorpresa. Benissimo. Gabriele, che sì. rammarico non aver vissuto gli anni 80 però. Signori, guardate, io vedo il papà a distanza, questa sera anche con la mamma Marta commetterò un omicidio in diretta, si chiamava omicidio in diretta, ma vabbè, allora ascoltiamo queste canzoni dei Model Talking for Every People in TV sarebbe, giusto, correggetemi se sbaglio, Re di Napoli, King of the Naples, gli Spatial Vox. Take my heart and listen to your heart. Chevy, Chevy
Very, very nice. I like this music. A me piace tanto questa musica, si potrebbe anche dire a me mi piace, anche se era la pubblicità occulta di un qualche cosa, però devo dire ottimo motivo, mi ha riportato un po' indietro nel tempo di almeno 30 anni. Oggi sono minorenne anziano, all'epoca ero minorenne realmente. Comunque abbiamo ascoltato gli Spatial Vox, che devo dire stanno andando bene. Siamo stati insieme ad una manifestazione per beneficenza per dei domenicani. Devo dire siete piaciuti insieme ad altri artisti che poi diremo, quindi bravi, bravi, bravi agli Spatial Vox. Grazie mille, alla prossima, buonasera. Ma adesso Alfio, proseguiamo con il primo ospite. Chissà quale giorno ci bacchetterà, perché gli imponiamo sempre di venire qui. Lui fra i tanti impegni, devo dire, non si rifiuta mai di essere con noi. Finché la pazienza, insomma, glielo darà, lui sarà sempre con noi ed è il maestro Enzo Cennamo. Maestro, buonasera. Noi la ringraziamo e ci scusiamo se ogni tanto la chiamiamo sempre perché la vogliamo qui. Lo so che lei ha tanti impegni, però il nostro ringraziamento è in diretta perché ci dedica sempre un po' del suo tempo. La sua squisitezza, Mr. Gabriel, è unica. No, vabbè, non esageriamo, io dico la verità, la ringrazio. Complimenti per la mia totale disponibilità per il programma Re di Napoli è infinita. Va bene, però mi raccomando Cleo, non te ne approfittare, perché lì dietro le quinte se ne approfittano e come si suol dire a Napoli... Può approfittare di me, Mr. Credit dell'agenzia Re di Napoli, il figlio Alfio e la signora Marta. È la signora Marta che va il nostro E tutti i applauso suoi amici, perché lavora tanto dietro le quinte. Ma adesso maestro Cennamo, lei che ha un curriculum vastissimo, questa sera che cosa ci farà ascoltare? Devo accontentare una ventina di richieste grazie alla vittoria del Napoli, la magica vittoria di 4-0. Devo cantare il Magico Napoli e vicino a me voglio gli Spatial Vox che fanno il coro. Allora, anche chiamiamoli nel un disco. attimino, venite qui. Sono stati loro a incidere il coro nel disco. E speriamo che la canzone porti buon auspicio anche per le prossime che Sì, no? sì, comunque ci stanno tante richieste. Saluto un carissimo amico Tonino di Napoli, Toni di Napoli dell'agenzia Toni di Napoli, non Re Vabbè, di meno Napoli. male che di Napoli, insomma, ci Toni mancava, di Napoli parlando di del Casoria. Napoli, se diceva di Roma era Esatto. insomma una gaffa. Allora, Allora, ho visto che poi c'è anche la diretta tramite web, c'è stata anche la visuale della telecamera. c'è anche la Sì, diretta. la diretta, sì, Ma è la vero o regia. mi state prendendo in giro? No, è Perché vero, poi è vero. io... Eccola là, Gabriele, eccola. vedi. Benissimo. Siamo in diretta Da sul qui, web. da qui possono vederci da tutto il mondo. Tanti Onestamente vengo bene lì in internet, mi piace, mi Tanti svecchia saluti parecchio. a tutti i tifosi del Napoli nel mondo. Ma adesso ascoltiamo la magnifica voce del maestro Enzo Cennamo, contornato dagli Spatial Vox. Voglio vernice azzurra per dipingere i casi marciapiede e pure il nuvole, strade asfaltate nere non mi piacciono, azzurra voglio tutta la città. Farò riverniciare la mia macchina e non è fanatismo, è amore unico, ognuno ha da capire che c'è nell'anima, segreti questo cuore non ne ha, è grande fedeltà. Napoli quando si magica, nei cuori dei tifosi si la musica, dinda la curva s'assegna nel sentimento di fraternità. Napoli si sempre l'unico, tu trasferite e vedi si fantastica, è bello sognare a Romeo, una festa insieme a te volimmo fare.
vero premio per questa città che ha grande fedeltà. Napoli quando si massica, nei cuori dei tifosi si la musica, dinda una curva s'assegnano nel sentimento di fraternità. Napoli si seppe l'unico, tu trasferite e versi fantastico, è bello sognare a Romeo, una festa insieme a te a volermi fare. Una festa insieme a te a volermi fare, una festa insieme a te a volermi fare. Dinda la curva s'astregnere nel sentimento di fraternità. Una festa insieme a te a volermi fare, una festa insieme a te a volermi fare. Stasera Magico Napoli ci voleva. È sempre Forza Napoli, maestro. Ecco, Ci qui voleva c'è un perché giro la di- vittoria di 4-0 C'è un è giro di stato- microfoni incredibile, veramente c'è. Meno male che noi siamo microfonati, che ogni tanto mi viene voglia di usare nuovamente il microfono, però mi beccano dalla regia, dicono lei è microfonato, ha ragione. Maestro Cennamo, io la volevo ringraziare, però pare che ci sia qualcosa dietro le quinte. Ah, ecco qui, ecco qui, c'era qualcosa dietro le quinte. Niente, volevo ringraziare e salutare l'amica Rosellina dagli Stati Uniti, sarebbe America. Ah, bellissimo. Rosellina Parrone, che salutava tutto lo staff di Reti Napoli e nonché TLA. Benissimo, benissimo. Allora Grazie. noi salutiamo La voce misteriosa, questa voce misteriosa, poi vi sveleremo man mano chi è. Noi ringraziamo il maestro Cennamo, grazie di essere stato qui con noi, grazie agli Spatial Vox, ma noi proseguiamo ancora imperterriti in questa carrellata di artisti e il prossimo artista è un artista che già abbiamo visto qui, ma lo annunciamo per chiedergli nuovamente il titolo della canzone che canterà e non solo, anche il suo CD. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Gianni Rosano. Allora, Gianni Rosano, eccolo qui, eccolo qui. Ciao Gianni, buonasera, buonasera. No, mi devi salutare col microfono, senza microfono. Buonasera, non ti sente. ciao Gabriele. Allora, ciao, Replay. ripetiamo, replay. Ciao Alfio. Ovviamente c'è la schermata di Re di Napoli, Sì. Gianni Rosano, nostro caro amico della famiglia di Re di Napoli, ma ricordiamo un po' a tutti i telespettatori che non ti conoscessero quale è il titolo del tuo ultimo CD. Allora, il titolo del mio CD è intitolato Brividi d'amore. Allora, dai un brivido però lì in telecamera, perché se guardi me il brivido Allora, viene solo a me e non ai telespettatori. Il titolo dell'album è Brivido d'amore. Brivido o brividi? No, brivido. Ah, è uno e Brivido. solo vale per tutti. Guarda. Brivido. Allora, un brivido d'amore, quindi noi vogliamo sentire questo brivido dalla tua voce. No. Il brano qual è che ci farai ascoltare? Maliziosamente. Beh, questa insomma la dice tanta, mi ricorda una voce che è uscita fuori campo, quindi è una canzone che ti hanno È consigliato una vecchia canzone Ah, ecco. che l'ho rincisa io dopo tanti anni perché ricorda anche... Sentiamo la voce fuori campo. Sì, infatti prego. Dicevo, è una canzone che ti corre dietro allora. Sì, appunto, sì, vabbè, sì. faremo i conti dopo. Faremo i conti dopo. Gabriele, se permetti, Gabriele ve volevo l'ha ricordare- sottolineato. volevo- Che se... Volevo ricordare per chiunque ci sta seguendo da casa, può intervenire qui in diretta messaggiandoci tramite chat. In che modo? In che modo? Andando sul profilo Re di Napoli, Re di Napoli. e inviando un messaggio in posta privata. Ma siamo in diretta anche su Siamo Facebook. in diretta. Ah, in diretta anche su quest'ora Facebook. io penso sì. che su Facebook stanno a ricavare. Vabbè, ricami a parte, voglio sentire il ricamo di questa malizia. Allora, maliziosamente lo presentiamo, il nostro Gianni Rosano, a cui diamo il microfono per cantare, dal suo CD ultimo,
che potete trovare in tutti i migliori negozi, sentiamo questo Maliziosamente Gianni Rosagno. Faccia cola per quello che è successo, sei stata pure bassa e più pure per me, mentre pensavo troppo poco l'abbandono, non le capite, hai fatto prima me, maliziosamente le contate e i giorni e gioia che m'aveva dato, maliziosamente mi passava solo per sfizie e mi fa innamorare, io che non ho mai piaciuto per una femmina, mi passa e non ti piangere per te, disperatamente cerco una scusa per te venire a incontrare, mentre tu non ridi me, come fosse niente. Io che non ho mai piaciuto per una femmina, ma passa e non ti piangere per te, disperatamente cerco una scusa per te venire a incontrare, mentre tu non ridi me, come fosse niente. Complimenti Gianni, complimenti. Grazie, grazie. Questa maliziosamente, ma maliziosamente quanti gradi ti mancano agli occhi? Perché volevo sapere, maliziosamente è una domanda Perché maliziosa. maliziosamente i fari dello Maliziosamente studio leviamo questi occhiali e mostriamo non un po' il viso, va. maliziosamente Vediamo. il viso. Eccoci Ecco qua. qui. Anche perché Mi fate qui- un primo piano, cortesemente? Sì, adesso ci vorrebbero i raggi uva, ci vorrebbero i raggi Ok, uva, dai. i raggi uva. Scherziamo Allora, io ovviamente. volevo mandare un saluto all'arrangiatore di questo bellissimo disco, al maestro Alessandro Sgambati con il papà Nino, che mi hanno curato queste belle canzoni. E noi molto maliziosamente, Ci ma salviamo. maliziatamente ti salutiamo. E abbiamo avuto qui a Re di Napoli Gianni Rosagno. Grazie di tutto. Grazie, Ciao, Gabri. grazie. Ciao Marco. Il microfono, grazie. Ma adesso proseguiamo in questo excursus della voce misteriosa. Allora, ci sei? Dovrebbero dare l'audio alla voce misteriosa. Eccoci qua. Ecco. Allora, no, giusto per salutare l'amico Stefano Bianco. Ciao a tutti, sono Stefano da Roma. Volevo fare i complimenti al cantante Nino Nori per la sua bella voce e per il suo talento. Da casa si avverta il carisma che ha, Nino. Benissimo. Nino. Allora è un carismatico. Ci sono altri messaggi? Per il momento E no. allora Ciao per il Stefano.
Ah, ciao Stefano. Ah, io che devo un altro messaggio, ciao Stefano. La finestra della chat testimonia che è tutto vero. È tutto in diretta, non c'è malizia, non c'è peccato, quindi siamo puri e limpidi, vero Cleo? Allora proseguiamo con il prossimo artista, anche lui bella voce, giovanissimo, ama cantare Ranieri e non solo, fa parte della nostra famiglia ed è Cristian Ercolano. Buonasera Cristian, ma il buonasera si dice al microfono, Buonasera. guardando nelle telecamere. Allora, Cristian Ercolano, abbiamo detto 16 anni, vero? Sì. A scuola ci vai? Sì, ovvio. Ti piace studiare? Questo Sì, è meno ovvio. mi Prima impegno. era ovvio che andavi a scuola, ma è meno ovvio che ti piaccia studiare, vero? Mi impegno. Allora, da grande che vuoi fare? Ripetiamolo. Ai telespettatori guardando lì in telecamera. Beh, dipende perché le cose che sto facendo sono parecchie. Allora, come ho detto anche a Due Giovanissimi, abbiamo una regista... Come ho detto l'altra volta, quello che ne esce. Vabbè, abbiamo una regista anche cinematografica che ci sta guardando, vediamo anche che cosa ne pensa di te, ma il brano che ci farai ascoltare qual è? Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Allora, se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, noi ti passiamo il microfono per farci ascoltare questa canzone. È a Re di Napoli un giovanissimo, lui è Cristian Ercolano. Quante storie ho già vissuto nella vita e quante è programmato e chi lo sa, sognando ad occhi aperti. Storie di fiumi, di grandi praterie senza i confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca, tra spruzzi e vento, l'immensità del mare espandersi dentro è come una carezza calda, illuminarmi il cuore. E poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio, colmarmi in tutti i sensi, sentirsi solo e vivo tra le montagne grandi, nei grandi spazi immensi. Poi tornare qui, riprendere la vita, dei giorni uguali ai giorni, discutere con te, tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni. No, non lo posso accettare, non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme, fa piangere. Eppure non credo questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai. E poi tornare qui, riprendere la vita che sembra senza vita, discutere con te, consumare così nei pochi istanti eterni. No, non lo posso accettare, che vita è restare qui a lavorarmi in discussioni sterili, giocare con te a farsi male il giorno, di notte poi richiudersi. Eppure non credo questa sia
l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai. Ah. Mi manchi, sai. Mi manchi, sai. Allora, bravo veramente anche il nostro Cristian Ercolano, che insieme anche agli Spazi al Vox, devo dire, in quella serata mi avete dato grande soddisfazione in quella serata di beneficenza, ricevendo complimenti da personaggi, insomma, del settore, quindi un bravo anche a te. E per il momento noi salutiamo il nostro Cristian Ercolano e lo ringraziamo di essere stato qui con noi. Grazie a a voi. di Napoli. Cristian Ercolano. Però adesso è arrivato il momento che io un minuto lascio un attimino il palco, lascio un attimino alla voce fuori campo, lascio Alfio e vediamo quello che ci combina Alfio in questi pochi minuti. Sì. A fra pochissimo. Sì, sì. E allora... Allora, io volevo solo ricordare che ci sono dei saluti da parte di Occhi di Ghiaccio, Patti. Vorrei salutare Gianni, è bravissimo davvero, quindi si riferisce a Gianni Losano. Perché ricordiamo che questa sera per chiunque volesse intervenire in diretta può farlo tramite la chat privata di Re di Napoli, quindi contattateci per poter interagire con noi, con tutti gli artisti qui presenti in questa bellissima trasmissione. Allora io colgo l'occasione in questo spazio di qualche minuto per potervi far ascoltare una mia canzone che si chiama Non te voglio perdere, che uscì come singolo e poi lo proponimmo nel lavoro discografico dal titolo Portami nel cuore. Se siamo pronti dalla regia andiamo con Non te voglio perdere. Non servirà un'altra stupida bugia per te far tornare con me. Non basterà implorarti perché ormai tu non mi pensa più. Quanto vorrei tornare a quei giorni, quanto vorrei averti ancora qui. Non te voglio perdere, non te voglio perdere, e scusami se l'ho capito solo adesso. Non te voglio perdere, non te voglio perdere, perdonami se non te l'ho detto mai. Forse sarà tutto inutile, ma sulla così ti sento vicina. Andrò avanti ma so che in fondo resterai con me, cercando di scordare ma sarà impossibile. Quando vorrai
E allora questa era Non te voglio perdere, direttamente dall'album Portami nel cuore. Rieccoci qui in diretta su Re di Napoli e attendiamo il rientro del nostro grande amico Gabriele Blair. Calciatore proprio non lo posso fare, comunque abbiamo ricordato sempre Re di Napoli, dove ogni vostro desiderio può diventare realtà, ma come ho detto inizialmente abbiamo visto motivi anni 80, anni 90, la canzone anche moderna napoletana, ma adesso ci inseriamo nel classico puro, veramente il classico che, come dicono a Napoli, smuove il sangue dalle vene, e chi meglio del nostro Gino Nappi. Gino Nappi, benvenuto. Buonasera. Grazie buonasera a tutti coloro che di... ci stanno seguendo da casa. Beh, certo, Una sono buona veramente tanti, perché abbiamo visto anche su Facebook la nostra voce amica ha qualcosa da dirci. Sentiamo la voce amica. Allora, niente, le persone che ci seguono questa sera, ne sono tanti, anche io ho dato un po' una guardatina sul web, sul TLA web, ci seguono veramente in tanti, un po' da tutto il mondo, perché siamo seguiti in tutto il mondo tramite web. E io vorrei dedicare appunto un pezzo di Gino Nappi a queste persone che ci stanno seguendo dal web. Un po' da tutto il mondo, grazie alla nostra voce amica, quindi è stata smaliziata. Allora, Gino Nappi, che oramai tutti sanno che tu canti Merola, perché Merola te lo chiederò sempre. Ma perché Merola era un grande e rimarrà sempre nella storia di tutto il mondo. Bravo, bravo, avrebbe detto lui, e credo che meriti il nostro applauso, signori, un artista come il grande Merola. Ma questa sera che cosa ci farai ascoltare? Paradiso e fuoco eterno. Oh, Paradiso e fuoco eterno, un altro grande successo del grande compianto maestro, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare questa melodia. Noi ti diamo il microfono per cantare, e qui a Re di Napoli TLA canale 93 con Paradiso e fuoco eterno abbiamo Gino Nappi. Non barafamo con sta faccia sangue, niente mi fai, l'infamità succede, che solo l'oro mio non può da conto. E dammi nuvolena, tradimento, e fammi fare amore a te manottante, e fammi fare amore a te manottante. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si velena e calamita. Tu sei amore e tu sei vita, amore, amore. Niente mi fai, ma rinda a sostenere, ci stanno più voci che preda mare. Ma fai campare con palpito e paura. Meglio una pugnalata sotto cuore, che punta da mattina sera, che punta da mattina sera. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si velena e calamita. Tu sei amore, tu sei vita, amore, amore. Ti voglio bene e sto a tempo stesso, e poi ti fa morire a quattro assi. Ma poi, maronna mia, se io vero fosse, vorresti che mamma mi vasasse, la botte sotto cuore e m'acceresse, una botte sotto cuore e
vita, amore, amore. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Che scioglie veramente il sangue dalle vene. A te lo scioglierà il microfono un attimo solo, perché ecco, Grazie. ripassiamo il microfono. Devo dire anche il nostro Gino Nappi, che è stato con noi a quella cosa di beneficenza. Pensate, addirittura sotto le note dell'Ave Maria, bisogna dirlo in diretta, una signora svenne. Quindi devo dire dall'emozione. Speriamo che non ci combini più queste cose, altrimenti ci interrompono lo spettacolo. Allora, un grazie ancora al nostro Gino Nappi, grazie di essere stato con noi anche questa sera. Grazie all'agenzia Re di Napoli. Allora, grazie a Gino Nappi e ci vediamo alla prossima. Gino Nappi, allora io ti lascio un attimino il microfono, vorrei ascoltare un brano qualsiasi, allora pensa quale puoi farmi ascoltare, però prima dai la parola alla voce amica e nemica allo stesso tempo. Io volevo rubarvi un po' il mestiere a tutti e due, per ricordare che coloro che devono magari fare qualche festino, diciamo così, hanno bisogno di Gino Nappi, hanno bisogno di Gabriele Blair, hanno bisogno di Alfio B e tutti gli altri artisti di Re di Napoli. Possono contattarci. Alfio, io ti lascio il palco. Gabriele, intanto ci prova anche la voce amica. Sì, appunto, il festino poi. Signori miei, abbiate pietà di noi, il festino. Ma io ti lascio un attimino il microfono, perché poi voglio che ti presenti per una canzone, dando però le informazioni su come arrivare al nostro Re di Napoli. Noi ci vediamo fra pochissimo e siamo sempre su TLA canale 93 con Re di Napoli. E allora ricordiamo... Intanto informo la regia che il prossimo brano sarà Bulis, però prima di proseguire con la prossima canzone io volevo ricordare i contatti per chiunque volesse appunto mettersi in contatto con l'agenzia Re di Napoli. Potete farlo tramite i numeri 338 75 92 214 o tramite il 0823 80 94 87 o ulteriormente contattarci su internet tramite il contatto Re di Napoli. Tra l'altro potrete intervenire anche in questa trasmissione tramite la chat privata, quindi potrete intervenire con i vostri messaggi. Allora, se siamo pronti dalla regia, andiamo con Bulis. Quante cose di me hai saputo prendere tra le tue mani e ne hai fatto molto di più. Oggi non ci credo ancora, aspetterò domani. Quante cose di te ho sognato dentro favole che non ho mai letto, ma ora sei proprio tu ad accettare qualsiasi mio difetto. Volesse stava sempre con te, ad 8 giorni soltanto con te. Non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Volesse stava sempre così, stretta abbracciata ma senza morire. E ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Questa mia vita, lo sai, era del tutto normale fino a quando non c'eri tu. Senza pensarci ti porterò
perché ce la faremo restando insieme. Pure se stavo sembra così, strette abbracciate, ma sente morire. E ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Abbracciate, ma sente morire. E ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te, di Ed era Alfio B, ma adesso vorrei tutti gli artisti qui per il saluto finale. Venite tutti qui a fianco a me. Allora, dagli spaziali ai non, allora abbiamo Spazial Vox, Cristian Ercolano, Nino Nori, Enzo Cennamo, Gianni Russano, Gino Nappi. È scappato Gino Nappi? Gino Nappi, non scappare, tutti qui per le grand finale. E allora, Salvatore Giusto, vieni anche tu qui per il gran finale, ma la voce amica rimane dietro le quinte o viene per il gran finale? Rimane dietro le quinte. Allora, Salvatore Giusto, che come sappiamo, dai un saluto in americano, dai, Lampo, datemi il microfono, hai 3 secondi. Thank you everybody for watching us. I'll see you to the next episode. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome. Allora, un grazie a tutti, veramente grazie di essere stati così questa sera. Tu lo sai, mi avvicino un attimo alla telecamera. Vorrei fare un grosso ringraziamento ai tecnici di TLA. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. E nel frattempo, come dico sempre, io, Gabriele Blair, vi saluto lasciandovi una parte del mio cuore qui, adesso anche in streaming un po' in tutto il mondo, e vi do appuntamento a martedì prossimo alle ore 21 su TLA. Grazie, alla prossima.